Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e benvenuto. Allora, sindaco, il nuovo anno si è aperto a Catania con dei rincari. Dal 1° gennaio la Giunta Comunale ha deliberato un aumento del 15% della tassa del suolo pubblico. È una tegola considerata dai commercianti, dai ristoratori, dagli operatori dei mercati. Vediamo il servizio di Tonino De Manna e poi sentiremo lei. Nuovo anno, nuovi rincari e a Catania arriva anche l'aumento della tassa sul suolo pubblico che di certo non fa fare salti di gioia a commercianti, ristoratori ed operatori dei mercati rionali. Dal 1° gennaio variazione percentuale del 15,8%, ovviamente a rialzo, e prime reazioni al mercato di Picanello dove l'umore non è dei migliori. I servizi sono sempre peggiori, aumentano le cose ma servizi non ne abbiamo assolutamente. Ha portato a un aumento che apparentemente è di 33 euro, ma in realtà nel mio caso va moltiplicato per 4 posteggi settimanali. E ho 2 posti, perciò significa che aumentando 2 posti significa che è il doppio ancora. Questo aumento del suolo pubblico comporterà un aumento anche dei vostri prodotti? Sì, comporterà sì, però secondo me se alziamo i prezzi la gente non scende più. Insorge l'opposizione consiliare. E qui c'è da capire se questo adeguamento è regolare oppure no, perché al di là del fatto che io amministrazione mi sento obbligata, quando la legge dice che l'adeguamento è possibile, non obbligatorio, e qui c'è anche un altro errore in questa delibera, mi piacerebbe capire se l'amministrazione ha verificato ciò che dice la legge oppure ha sfruttato l'occasione per mettere un carico in più ai commercianti catanesi. Ogni modifica statutaria o di un eventuale importo deve passare dal Consiglio Comunale, non lo dico io, lo dice il TUEL, l'articolo 42, mi pare la lettera F, quindi l'amministrazione dovrà spiegarci perché ha fatto questa delibera di giunta senza proporlo prima nelle commissioni e poi votandolo e ratificandolo in Consiglio. Le nuove tariffe sono in vigore dal 1° gennaio 2026. Sindaco, a lei la parola. Allora, nella sostanza è così, c'è un aumento, ma nella forma è del tutto inesatto quel che è stato detto dal consigliere Bonaccorsi. Perché in effetti non è che abbiamo aumentato le tariffe del suolo pubblico, noi abbiamo semplicemente aggiornato il canone Istat sul canone unico patrimoniale, che era dal 2019 che non si ritoccava, perché adesso una legge dell'ottobre, se non ricordo male, del 2025, ha consentito ai comuni di fare quello che fino a quel momento non era stato consentito e che tutti i comuni stanno facendo con delibere di giunta. Si tratta, ripeto, di aggiornamento al canone Istat, quindi secondo il processo di inflazione che segue l'economia di mercato, e per questa ragione ci siamo adeguati pure noi. Quindi non si tratta di un aumento, non è un aumento, è adeguamento al canone Istat. Sempre... Ma non è che noi possiamo, perché nel momento in cui non agiamo in questo modo è chiaro che potremmo anche essere passibili di conseguenze dal punto di vista erariale, perché non abbiamo fatto nulla per aumentare gli introiti dell'ente. Non possiamo lamentarci che i servizi non vanno ma poi non facciamo nulla per non far andare meglio i servizi attraverso un miglioramento degli introiti. Noi a quel punto ci siamo comportati come tutti i comuni d'Italia. Tutto qua. Grazie. Sindaco, parliamo d'altro. Si avvicina a grandi passi la festa di Sant'Agata, la città si prepara, diciamo, all'evento. Sì, la città si prepara all'evento, l'organizzazione è sempre più febbrile, ci sono tante cose di cui stiamo discutendo e devo dire che fino ad oggi abbiamo discusso anche dell'assegnazione alla Candelora d'Oro, ma non anticipo nulla perché ancora dobbiamo verificare qualche breve passaggio. Devo dire che comunque in ogni caso già sono tante le richieste per poter ospitare Candelore, per partecipare agli eventi. Oggi mi hanno sottoposto il manifesto che verrà affisso con tutti gli eventi in calendario. Anche quest'anno il Comitato per le festività catine si è mosso in modo veramente encomiabile e di questo non finirò mai di ringraziarli. Pertanto andiamo avanti speditamente verso una festa che certamente avrà un fatto di novità nell'anticipo dell'assegnazione appunto della Candelora d'Oro, che non è più prevista per il 2, perché il 2 sera ci sarà non il consueto concerto al Teatro Massimo, perché il consueto concerto al Teatro Massimo per Sant'Agata sarà il giorno 1, ma il giorno 2 ci sarà un altro concerto al Teatro Massimo con la banda dei Carabinieri, quindi una cosa che sappiamo già piacerà tanto ai catanesi e per questo quindi ti sta facendo rimodulare alcune date. Dopodiché tutto va come è sempre andato.
siamo pronti a questo nuovo bagno di folla per la nostra Santa Patrona. Bene, benissimo, grazie. Adesso andiamo avanti perché parliamo di problemi nelle scuole. Siamo stati in particolare all'istituto, alla scuola Masseria Moncada, a Librino, che fa parte dell'omnicomprensivo Ritatria. Ecco, lì un anno fa c'è stato un furto di cavi elettrici importanti, poi alcuni motori dei condizionatori che vanno e non vanno, insomma... No, che vanno e non vanno, che sono stati rubati. Sono stati rubati. Le due cose, cavi elettrici e motori rubati, hanno messo fuori uso la climatizzazione e lasciato al gelo la scuola. Per cui sono 200 alunni della scuola materna, elementare e media, e adesso una delle insegnanti credo che si voglia rivolgere direttamente a lei. C'è davvero un freddo incredibile. Cosa chiede a questo punto all'amministrazione? Interventi che andrebbero organizzati e strutturati anche nel corso dell'anno e non certamente a ridosso della stagione fredda. Noi facciamo le nostre richieste, ma insomma. Quando si entra qua dentro troviamo i pinguini che passeggiano nel corridoio e dentro le classi. Quelli che patiscono molto il freddo sono questi di sotto, cioè infanzia e primaria. Sindaco. No, non mi piace il fatto che dicano che questi sono eventi da programmare tempestivamente, anche perché noi abbiamo la fortuna di avere in squadra l'assessore Guzzardi, che è uno estremamente attento a questo e pianifica tutto speditamente e per tempo. E allora? È chiaro che non possiamo noi prevenire i furti. Nel momento in cui rubano i climatizzatori è chiaro che a quel punto noi dobbiamo prenderne atto e provare noi a compensare rispetto a questo grave atto teppistico, anzi delinquenziale, ma sono stati rubati adesso, quindi non è che non capisco per qual motivo ci facciano apparire come coloro i quali non sono tempestivi nel cominciare la stagione scolastica nelle dovute forme. Noi abbiamo sempre adempiuto ai nostri doveri, in questo caso mi rendo conto che per effetto di questo furto dobbiamo in qualche modo compensare la situazione che si è venuta a creare. Noi stiamo dedicando ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, un'attenzione particolare, perché desideriamo innanzitutto conquistare la fiducia non dei loro genitori, dei loro nonni, la fiducia loro. Vorremmo che questi bambini e questi ragazzi crescano nella consapevolezza che le istituzioni sono soggetti accanto a loro, non devono essere visti come un qualcosa di lontano, di evanescente, come su un altro livello, assolutamente, perché noi, come spesso ripeto, possiamo chiedere rispetto nel momento in cui portiamo rispetto, e quindi il buon esempio lo dobbiamo dare noi. Ecco perché mi dispiace che poi possano essere anche travisate alcune parole. Quindi nuovi cavi elettrici e nuovi climatizzatori. Perfetto, grazie Sindaco. Adesso parliamo del Palasport di Nesima. Entro l'anno sarà considerato, era una delle grandi incompiute della città, eccolo qua. Ieri lei ha fatto un sopralluogo, l'abbiamo raccontato. Catania dunque potrà tornare a contare su un polo sportivo di valore nazionale che servirà anche da volano per rilanciare il quartiere di Nesima. Fiore all'occhiello questo Palasport ha 4.500 posti, che era stato progettato per le Universiadi del 97, che poi è stato abbandonato, vandalizzato, depredato, è successo di tutto e sono rimaste praticamente le pareti perimetrali. Adesso però, Sindaco, mi lasci dire, la musica è cambiata, anche perché ci farete della musica lì dentro. Sì, speriamo, vogliamo anche noi destinarlo ad attività per appunto concertistiche ed eventi musicali. Desidero anche dire questo, io ero molto perplesso inizialmente, però devo dire che è stata una bella intuizione di Sergio Parisi, questa di volersi scommettere sul Paranesima, ma Paranesima come baricentro di una nuova condizione di riqualificazione di tutta l'area attorno, affinché Nesima possa diventare una vera e propria cittadella dello sport. Io, visto che ne abbiamo parlato ieri, immaginavo poteste chiedermi qualcosa e quindi ho voluto portare una scheda, perché non ricordo a memoria tutto. Stiamo parlando di 33 milioni di intervento. Caspita. Non solo per il Paranesima, a cui sono destinati 14 milioni e 8, ma c'è la realizzazione di uno spazio polivalente per arrampicata, skate park e area bike pump immediatamente limitrofa, la riqualificazione delle palestre della piscina comunale di Nesima, la realizzazione di un playground, la riqualificazione in chiave green delle aree limitrofe alla cittadella sportiva di Nesima,
Realizzazione di un percorso dedicato alla mobilità dolce e ciclopedonale che colleghi il Paranesima alla stazione della metropolitana, anche perché là accanto correrà la nuova Greenway, la nuova ciclabile che prenderà il posto dei binari della vecchia Circumetnea il sedime che era una volta destinato al nostro treno storico. Poi ci sono i lavori di ristrutturazione del front office della piscina, e ci sono ancora efficientamento energetico del complesso piscina Enesima, nonché dei campi di calcio e calcetto di Enesima. Tutto questo quindi si inserisce in un'area in un complesso che va anche a riqualificare le aree esistenti, che pensa già a una possibile configurazione dell'area frontistante alla piscina, che in questo momento è un'area destinata al degrado. Ci sono alcuni carrozzoni di panini, noi immagineremo là una riqualificazione del parcheggio con un'area food, attraverso però un miglioramento degli spazi pubblici, perché comunque per la precisa intenzione di questa amministrazione noi vogliamo dare un segnale a tutta la città, a tutti i quartieri, non ci devono essere periferie e centro storico. Consegna del passaporto deve essere entro il 31 dicembre. Entro quest'anno, sì. E il resto dei progetti? Gran parte di quelli che ho citato, anch'essi devono essere consegnati entro il 31 dicembre 2026. Benissimo, facciamo la pausa, adesso toccherà a voi, vedete lì il numero per i vostri WhatsApp, 342 74 55 005, e altrimenti la mail Sicilia, eccola qua, la vedete sul lato sinistro, Sicilia24Focus@telecol.it. Datevi da fare, il sindaco trentino di Catania è qui in diretta per voi. A più tardi. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, che è pronto per rispondere ai vostri WhatsApp, alle vostre mail in diretta. Vediamo il primo. Buonasera signor sindaco, le volevo segnalare che la Villa Bellini è in gran parte al buio, soprattutto lato grattacielo. La festa di Sant'Agata si sta avvicinando, ne parlavamo prima, e onestamente è un pericolo tenerla in questo stato. E si firma Andrea Petralia. Ringrazio il signor Petralia per la segnalazione, la giro subito perché, come spesso diciamo, l'Enel interviene con estrema tempestività rispetto alle nostre segnalazioni di malfunzionamenti. Quindi adesso manderò subito il messaggio con cui chiedo al nostro interlocutore, al nostro riferimento, di verificare che cosa sia accaduto, quindi grazie. Bene, bene, molto importante anche la sua risposta, grazie Sindaco. Al viale Mario Rapisardi, la Polizia Municipale non sanziona le irregolarità, autorizzandole. Questa è l'opinione di chi scrive, naturalmente così facendo tacitamente, dice così le autorizza in sostanza. E qui siamo a viale Mario Rapisardi. Allora, abbiamo fatto numerosi interventi in viale Mario Rapisardi, appunto, che molti degli operatori della zona mi hanno rimproverato, così ci voleva stare. Qua invece abbiamo una voce volontaro dal coro, per cui non interveniamo. Comunque c'è sempre qualcosa da contestarmi ed è giusto che sia così, perché è normale che sia così, però siamo intervenuti più volte, quindi non è vero quello che ci dice il nostro teleascoltatore. È chiaro che non possiamo intervenire noi ogni settimana, perché gli interventi che abbiamo fatto al viale li facciamo dappertutto, in tutta Catania. Proprio oggi abbiamo dato notizia di interventi importanti compiuti a San Cristoforo, con la rimozione sia in questi giorni che la scorsa settimana di strutture fisse abusive che giacevano lì da decenni senza che mai nessuno fosse intervenuto. Non possiamo noi pensare di fare tutto in poco tempo. Comunque le forze che abbiamo acquisito, dico sempre che non possono permetterci improvvisamente di rivoluzionare una città che non ci vuole stare dietro rispetto al mantenimento dell'ordine. Dopodiché mi rendo conto, perché in viale Mario Rapisardi c'è una condizione oggettiva di disordine, ma su questo, a parte il fatto che molto spesso magari non viene scorta qual è l'attività di sanzione che noi compiamo, di repressione che noi compiamo, perché se passa lo street control non se ne accorge il singolo soggetto, solo che quando arriva il verbale a casa. Non lo vedo. Però è assolutamente sotto controllo no, mi sono espresso male. Noi interveniamo ripetutamente, sarebbe sotto controllo se i cittadini ci stessero un po' più accanto. Un po' più attenti noi. Diceva San Cristoforo, che avete fatto questa mattina? No, questa mattina, dopo oggi è stata data notizia ai giornali, abbiamo fatto un intervento ieri o l'altro ieri in via della Concordia, rimozione di un manufatto che è abusivo,
destinata alla vendita abusiva di non so che cosa, e la settimana prima in via Plebiscito stessa cosa, rimozione di un altro manufatto abusivo che da tantissimi anni stava lì nell'indifferenza. Cambia il paesaggio, diciamo. Pian piano sì. Grazie. Vediamo ancora un messaggio. Signor Sindaco, quando partiranno i lavori per la bretella Rotolo-Ognina, non sarebbe il caso di mettere un autovelox in quella già aperta in direzione opposta? Allora, per quanto riguarda l'apertura dell'altra bretella, mi dà questo nostro ascoltatore la possibilità di anticipare quel che comunicheremo nei prossimi giorni. Il giorno 23 cominceranno i lavori sul lungomare rispetto a quell'opera, a quell'intervento di rigenerazione urbana che porterà anche alla demolizione del ponte e che per i primi giorni riguarderanno il lato mare, chiamiamolo così, della carreggiata, sì, che sarà quindi chiusa per questi lavori, dirottando il traffico su una delle corsie lato monte. Naturalmente questo comporterà molti disagi. Avrò modo di comunicare come si deve e di scusarmi con la popolazione, fermo restando che se noi vogliamo migliorare qualcosa è inevitabile aprire cantieri, quindi creare difficoltà che vorremmo non creare, ma è inevitabile che ciò avvenga. Qualcuno potrebbe obiettare: sì, ma allora perché non pensavate prima alla chiusura di via Barraco, c'è questa bretella Rotolo-Ognina? Perché avremmo perso il finanziamento destinato invece alla parte del lungomare. Detto questo, molto velocemente, per quanto riguarda la bretella Rotolo-Ognina, stiamo aspettando, mancano gli ultimi giorni perché venga verificato il progetto da soggetto esterno che deve vedere se quanto fatto in house, cioè dire dalla tecnici del comune, effettivamente sia corretto. Una volta che è stato verificato, a quel punto potrà andare in gara e poi una volta che verrà giudicato, sperando non vi siano ricorsi, potranno cominciare gli interventi. Quindi ci saranno due fronti paralleli, fermo restando che sulla bretella Rotolo-Ognina i lavori dovrebbero essere, spero, più spediti, perché per gran parte sono le travi, quindi l'impalcato che dovrà costituire il viadotto che poi porterà alla circonvallazione, e quelli, siccome sono prefabbricati, ci auguriamo di trovare qualcuno che ci dia tutto il più velocemente possibile. Quindi anche io spero che in un anno possano essere realizzati. Dire quando comincia quest'anno ancora mi sembra un po' troppo prematuro. D'accordo, grazie. E il sindaco di Catania Trentino risponde in diretta ai vostri WhatsApp e mail. Buongiorno signor sindaco, è più di un mese che tento di contattare l'azienda Supereco per lo smaltimento di una lavatrice, Lotto Nord, Montepo, Catania. Scusate perché io ho un riflesso sulla luce, quindi mi muovo un po'. La suddetta azienda non risponde a nessuno dei contatti indicati sul sito del comune. Ho compilato più volte il modulo online, ma mai nessuna risposta. Che si fa? Molto semplice, sarò io a chiedere a Supereco di contattare questo nostro spettatore. Adesso mi darete cortesemente il numero di telefono, anzi lo dico adesso già in regia perché me lo possiate fornire, e chiederò di intervenire, fermo restando che mi dispiace si crei questo disservizio. Non deve essere il sindaco a segnalare l'esigenza di un intervento, deve essere l'utente a poter contattare in qualunque momento l'azienda. Ci ho provato. Sì. Ora, poi il problema della nostra epoca è che ci sono troppe forme di comunicazione per cui ci si disperde. Nulla di strano che magari se la si contatta attraverso l'applicazione Differenziamo Catania siano più tempestivi, però intanto cerchiamo di dare una soluzione al problema. Le daremo senz'altro il contatto. Grazie sindaco. Salve, sono un autista NCC. Vorrei chiedere al signor sindaco perché per accedere in via Etnea non dobbiamo chiedere l'autorizzazione alla MTS per arrivare ai quattro canti, e per i taxi non è cambiato nulla. Grazie e buona giornata. Fabio Platania. No, teoricamente sarebbe cambiato anche però stiamo parlando del... Lui è NCC, Non... Ok, e quindi stavo pensando da Piazza Assesicoro fino ai quattro canti, adesso non ricordo ma credo che sia area pedonale, non ZTL, però comunque noi quello che abbiamo chiesto ai taxi è di non passare neanche loro, a meno che non trasportino persone che devono andare in quella specifica area coperta dall'area pedonale. Però giustamente mi può dire questo noleggiatore: sì, ma vorremmo avere lo stesso trattamento. È una questione da sottoporre all'MTS, francamente non saprei rispondere, quindi
Io spero di farlo, ma comunque in ogni caso mandiamo una segnalazione all'MTS, è sempre meglio, magari per conoscenza anche alla mia segreteria, così me lo ricordo. Grazie Sindaco, le volevo chiedere, ma allora i taxi non potranno più entrare in via Etnea zona pedonale? No, allora non è che non possono più entrare, dovrebbero essere espressamente autorizzati, però diciamo che c'è un po' più di flessibilità nei momenti in cui noi quello che abbiamo chiesto a tutti, veniamoci incontro reciprocamente, non entrate per fare la strada più breve se non avete voi l'ospite a bordo, se non dovete andarlo a prendere in area pedonale. E perché lì siamo in albergo, per esempio? Appunto, in quel caso è chiaro che possono entrare, certo, è naturale, ma anche il noleggio con conducente può entrare, però probabilmente c'è bisogno di un'autorizzazione da verificare. Sapete qual è il problema? Che poi c'è il rischio, per quello che ho detto fra le righe, che qualcuno possa utilizzare, non parlo noleggiatori, Uber, taxi, che qualcuno possa utilizzarlo come scorciatoia. Ecco perché sarebbe più opportuno che tutti si facciano autorizzare, perché altrimenti rischiamo poi di creare un aumento del traffico veicolare su un'area pedonale. Certo, non che è bello. Ma autorizzare volta a volta o una volta per il mezzo e basta? No, solitamente dovrebbe essere autorizzato volta per volta, solo quando c'è l'utente, in modo da dimostrare che sta andato ad accompagnare il dottore Cucuzza o si è andato a prendere il dottore Cucuzza in quello specifico posto, in modo che... Ma è già in vigore questa... Questo sì, ma da tantissimo tempo. Grazie. Andiamo avanti con... Buongiorno signor Sindaco, è prevista la posa in opera di servizi igienici in città? In alcuni posti li stiamo prevedendo, laddove stiamo intervenendo con opere nuove, per esempio Parco della Repubblica. Il problema dei servizi igienici in città, e questo ne abbiamo parlato spesso relativamente a quello della fiera, è che purtroppo noi non abbiamo ancora, mi dispiace dirlo quando parlo di Catania, non abbiamo ancora la cultura del bene pubblico come qualcosa che deve essere lasciato nella stessa condizione in cui si è trovato. Noi, affinché possiamo garantire una pulizia dei servizi igienici alla Villa Pacini, abbiamo previsto l'ingresso pagando 50 centesimi. Pur di non pagare 50 centesimi la gente fa i propri bisogni fuori con un cattivo odore. Però non possiamo pensare che la colpa sia dell'amministrazione, quindi evidentemente il problema dovrebbe essere cercato a metà. Noi dobbiamo essere più bravi, ma nello stesso tempo possiamo essere più bravi se anche i cittadini fanno la loro parte. Non c'è dubbio, ma gratuiti è impossibile fare per i bilanci? No, lo possiamo fare gratuito, e li faremo gratuiti se la gente lo lasciasse. Io faccio sempre l'esempio di Tokyo. A Tokyo ci sono delle opere meravigliose, anche del design, però là il cittadino che entra sa che lo deve lasciare pulito, è come se fosse casa sua. Qua da noi non c'è ancora questa stessa, chiamiamola propensione, attitudine. Propensione però, è una bella parola. Sì, però comunque stiamo cercando laddove possiamo, di intervenire. Per esempio a Parco della Repubblica sarà previsto, e anche abbiamo riqualificato quelli della Villa Bellini, che sono stati chiusi per tanto tempo, adesso li abbiamo riaperti e sembra che funzionino, ma sempre perché là possiamo mettere del personale che li pulisce, e noi non possiamo mettere personale in ogni bagno perché diventa impossibile. Grazie. Andiamo avanti con i vostri WhatsApp. Buongiorno, nonostante le ripetute segnalazioni, in via Pacini e via Galvagna le telecamere della ZTL Sciuti rimangono ancora inattive. Grazie per il suo intervento. E questo mi dispiace, perché l'avrò segnalato almeno 3 volte alla MTS, quindi ancora una volta lo segnaleremo, anzi cercherò di capire per quale motivo ancora non sono intervenuti. Va bene, grazie Sindaco. Vedete che bello avere il primo cittadino di Catania che prende gli appunti sulle vostre osservazioni. Io l'unica cosa è che non ricordo se là vi sia stato un malfunzionamento determinato da un furto, per cui i tempi sono più lunghi, però lo verificherò. D'accordo, grazie. Andiamo avanti. Salve signor Sindaco, come mai la Tari è aumentata? Perché non si fa un intervento a macchia di leopardo nelle città, forse nella città, avendo già in organico la polizia municipale con le nuove assunzioni? E si firma Salvatore Cantone. Non so però a cosa si riferisca quando dica che la Tari è aumentata, perché la Tari è aumentata, purtroppo già è abbastanza alta.
per cui spereremo di non aumentarlo mai. Questo è vero, lo sappiamo. Questo dato lo sappiamo. Quindi poi l'intervento a macchia di leopardo nella città lo stiamo compiendo, perché comunque stiamo facendo degli interventi sempre più massicci. L'altro giorno, proprio oggi se ne dava notizia, mi pare sul giornale se non ricordo male, di uno nella famosa via Calliope, che spesso voi avete ripreso, raccontato, è oggetto anche di un'opera di bonifica. L'altra volta è arrivato uno, ha scaricato materiale, ha dato a fuoco, con le telecamere è stato visto, è corsa subito una pattuglia e l'ha stangato. Ecco. Quindi, ma non possiamo pensare che si faccia, che possiamo essere dappertutto. Quindi il tema è sempre il solito, a cui non voglio più fare riferimento. Diventa difficile controllare tutto il territorio, perché non bastano i 200 vigili che abbiamo, ma ce ne vorrebbero 200.000 se dovessimo noi pensare di andare a supplire rispetto alle, non le chiamo in educazione, le chiamo sempre io più educatamente distrazioni dei cittadini. Distrazione è una bella parola. Sì, certo, mi sembra strano che uno per distrazione possa prendere quintali di roba e buttarli, però pazienza. Ci dovremmo abituare a non essere distratti. Asse dei servizi: quando piove si crea una quantità d'acqua che non si riesce a smaltire. Quest'acqua filtra nelle fondamenta del ponte, dice. Non so però a quale parte dell'asse dei servizi si riferisca, perché per quanto riguarda la prima parte, che è quella del comune, noi stiamo finalmente intervenendo per riasfaltare, perché era una condizione veramente penosa e pietosa, peraltro anche di cui vergognarsi, visto che è la strada percorsa da chi va all'aeroporto, da chi va e da chi viene dall'aeroporto. Quindi non so se si riferisce a questa prima parte o alla seconda parte, che è della città metropolitana, quindi sempre responsabilità mia, però non so a quale ponte si riferisca materialmente questo nostro telespettatore, quindi né mi è stato mai segnalato un problema di ritenzione acqua, di infiltrazione, quindi non lo so a cosa si riferisca. Poi eventualmente... Però se nella prima parte là interverremo, spero a breve, dobbiamo fare la gara credo molto a breve. Benissimo, grazie. Abbiamo ancora tempo per un messaggio, chiedo alla regia. Voglio esprimere le mie congratulazioni al sindaco per le opere che sta portando avanti per la città. Continui così, Antonio Alampo. Signora Alampo, dottora Alampo, non la conosco. Le posso dire che siamo neanche all'inizio, nel senso che probabilmente i cittadini avranno molto da ridire per quella cosa che dicevamo prima, cioè a dire il fatto che ci saranno molti cantieri che creeranno disagi, ma veramente ci saranno tanti interventi che, mi permetto di dire, inediti per la città, come non si registrava, ogni volta con un'iperbole dico, da 1693, data dell'eruzione del terremoto, 1669-1693, perché solo dopo quell'anno ci furono interventi importanti. Quindi, ma abbiamo messo in moto 500 milioni di opere per tutta quanta la città. Quindi, e parliamo solo, così come prima di Paranesi, ma stiamo parlando solo di opere che già sono cominciate o in fase di inizio, quindi non di cose che pensiamo di fare. Benissimo, la seguiremo passo per passo grazie alla sua disponibilità con questo appuntamento del mercoledì prossimo ci vedremo ancora. Sì. Grazie anche a voi. per questo, grazie a tutti voi per essere stati con noi, buon proseguimento su Telecollo. Buon pomeriggio.